È difficile poter descrivere in poche parole quello che può aver rappresentato il commendator Ferretto per la nostra comunità, per l'intera comunità, perché comunque era un vulcano di idee, di disponibilità, e mancherà proprio il suo animo, il suo cuore, sempre giovani nonostante l'età, perché era proteso verso gli altri. Comunque vada a finire, sempre allegri. Erano le ultime settimane della lunga e intensa vita di Giancarlo Ferretto e pur da malato l'imprenditore e benefattore vicentino si era raccomandato così alla moglie, ai 3 figli e ai 7 nipoti. D'altra parte, perché abbattersi se un proprio caro lascia a 86 anni un grande patrimonio di stima, valori e forza, se nell'omelia il celebrante lo pone tra gli uomini dal cuore puro che, come dicono le scritture, sono quelli che vedranno Dio. Riepilogare in breve la vita di Giancarlo Ferretto non è semplice. Prima del funerale in Duomo si sono succeduti i ricordi appassionati di esponenti della Fondazione San Bortolo, da lui presieduta. È stato ricordato come nel 1985 istituì il premio letterario Campiello quando fu presidente regionale degli industriali del Veneto, per promuovere la cultura e la lettura. Rilanciò il QOA per la formazione professionale. Lo hanno ricordato i suoi dipendenti. Ma aveva per tutti una parola di incoraggiamento, perché ognuno di noi potesse dare il meglio di sé. I 7 nipoti. E con noi è sempre stato un nonno presente, su cui contare a ogni ora del giorno e della notte. E per voce del giornalista Antonio Di Lorenzo, i figli Riccardo, Umberto e Paola e la moglie Gigliola, legata per 60 anni a Ferretto. Un gigante di quelli che nella vita riescono ad aiutare gli altri in vari modi. Per esempio, si sono chiesti i familiari nel loro ultimo messaggio: cosa sarebbe diventata la Banca Popolare di Vicenza se quella volta avessero eletto te come presidente?